Sofia e il segreto della strada. Sofia era una bambina con la testa piena di sogni e le mani sempre occupate. Spesso, mentre camminava per strada, i suoi occhi erano incollati allo schermo luminoso del suo telefono, immersa in un mondo di giochi e avventure digitali. Il mondo reale, con i suoi colori e rumori, a volte sembrava svanire. Nonna Marta, la sua saggia nonna, camminava spesso con lei. «Guarda, Sofia», diceva dolcemente, indicando un nido di uccelli su un albero o un gattino che si stiracchiava. Ma Sofia, con un sorriso distratto, rispondeva a malapena, troppo presa dal suo gioco. Un giorno, mentre Sofia era particolarmente concentrata a superare un livello difficile, stava per sbattere contro un lampione. Nonna Marta, con un riflesso fulmineo, la afferrò per un braccio, evitandole una bella botta. Sofia si riscosse, un po' spaventata. «Vedi tesoro», disse nonna Marta con calma, «la strada è piena di sorprese, belle e meno belle, ma per vederle e per essere al sicuro dobbiamo tenere gli occhi aperti e la mente presente». Sofia annuì, sentendo un piccolo nodo allo stomaco. Da quel giorno Sofia iniziò a fare un piccolo sforzo, mise via il telefono per qualche minuto e, con la nonna, cominciò a guardarsi intorno. Poco dopo notò una farfalla con ali dai colori vivaci che si posava su un fiore accanto al marciapiede. Era bellissima! Poi, un giorno, mentre camminava da sola, vide un cagnolino simpatico che le scodinzolava felice da una finestra. Sofia gli sorrise e il cagnolino sembrava sorriderle a sua volta. Era un piccolo momento di gioia che prima non avrebbe mai notato. Ma le vecchie abitudini sono dure a morire. Un pomeriggio, mentre tornava a casa da scuola, si avvicinò a un incrocio. Era ancora un po' distratta pensando a una storia che aveva letto e stava per mettere un piede sulla strada. Improvvisamente, un clacson forte la fece sobbalzare. Un'auto stava svoltando proprio in quel momento. Grazie al fatto che aveva iniziato a prestare un po' più di attenzione, Sofia riuscì a fermarsi appena in tempo, con il cuore che le batteva forte. Quella fu la lezione più grande. Capì che essere presenti non era solo per ammirare le farfalle, ma per la sua sicurezza. Da quel momento, ogni volta che si avvicinava a una strada si fermava, guardava attentamente a sinistra, poi a destra e poi di nuovo a sinistra prima di attraversare. Sofia continuò il suo cammino, ma questa volta con la testa alta e gli occhi curiosi. Notava gli alberi, le nuvole e i suoni della città. Il suo telefono era al sicuro nello zaino e lei si sentiva più sicura, più felice e più connessa al mondo che la circondava. Aveva scoperto il segreto della strada, era piena di vita e bastava solo guardare.